L'assessore ai trasporti del comune di Chioggia, Maria Rosa Boscolochio, prende oggi la parola aggiornando sulla situazione che si è sviluppata in queste settimane di gestione di Arriva Veneto del trasporto locale. Criticità ne sono affiorate, ammette, le stiamo affrontando con Arriva Veneto. Le modifiche che vengono apportate al servizio non possono essere introdotte in tempi brevissimi. Lo spostamento di corse e di orari possono manifestare conseguenze, alcune rimodulazioni comunque sono già state introdotte. Nella linea verso Cabianca, per esempio, che risultava essere la più penalizzata dal nuovo servizio, sono state introdotte 3 corse la domenica, utilizzando una deviazione della linea 8. Sono stati modificati alcuni orari, introdotte 2 nuove corse aggiuntive. Continua per tutte le frazioni il servizio a chiamata che funziona tutti i giorni, tranne che nei festivi. Ora si sta lavorando ai prossimi interventi verso le frazioni di Calino Isola Verde e di Cavanella Sant'Anna. L'assessore rende noto che le criticità che vengono riscontrate attualmente forniscono dati che si riveleranno utili nella definizione del capitolato per il bando. L'attuale servizio emergenziale sperimentale andrà in scadenza infatti il 31 dicembre del 2026. Ammette inoltre l'importanza della collaborazione che quotidianamente hanno dato i cittadini in questa fase. Anche il sindaco ammette i disagi e le difficoltà riscontrate dall'utenza del sistema di trasporto in questa fase iniziale del servizio, sottolineando che si è in attesa di nuovi bus, il cui arrivo è previsto per l'estate. Si sta lavorando per ottimizzare le corse scolastiche e i collegamenti con le frazioni. Ha ribadito inoltre che si stanno affrontando tutte le problematiche per risolverle con impegno. Ribadisce il sindaco, gli autisti, i pullman e i servizi non li fa il comune, concludendo il comunicato con questa frase che ci fa riflettere, in quanto sottintende uno scarico totale di responsabilità sull'azienda se il servizio offerto non è perfetto. Sappiamo che il comune non è il diretto responsabile della gestione di autisti, di mezzi e di servizi, ma il suo è un ruolo di supervisione, di indirizzo, di contrattazione. Resta sempre da chiarire la definizione del rapporto con ACTV, azienda partecipata del comune di Chioggia. Come verrà concluso il rapporto, se verrà concluso? Il capitale che aveva a suo tempo investito Chioggia, in quale misura tornerà al comune di Chioggia? Inoltre, qual è la differenza di costo tra il servizio offerto da Arriva Veneto e quello che offriva ACTV prima del momento di crisi? Ad ACTV erano necessari 330.000 euro annui per la congruità del servizio, soldi che il comune a un certo punto con la gestione di Armelao non ha più dato. Arriva Veneto riesce ad essere congruo anche senza questo esborso da parte del comune? Domande a cui ci piacerebbe avere una risposta. Oggi parliamo di sanità. Ho visto in questi giorni una forte agitazione, giustamente, attorno all'ipotesi di chiudere nell'ospedale di Chioggia gli interventi al seno e spostarli all'ospedale di Mestre. Giustamente, quando si parla di sanità, la popolazione si allarma, però voglio ricordare anche che il sindaco ha la competenza della sanità pubblica della nostra città. Voglio ricordare, soprattutto a chi seguirà questo pezzo, che l'ospedale di Chioggia dista 50 km dagli ospedali più importanti del nostro territorio, da Padova, da Mestre, da Mirano e anche da Dolo, e per andare a fare una visita o un intervento in questi ospedali bisogna attraversare la Romea. Ho fatto questa premessa per dire che noi giustamente ci allarmiamo quando ci tagliano alcuni interventi nel nostro ospedale, ma non abbiamo quell'attenzione costante rispetto a come funziona la sanità pubblica. Allora, volevo ricordare che ho presentato una richiesta di commissione il 2 di giugno 2024, quindi esattamente 7 mesi fa. In questi giorni è arrivata la lettera di convocazione di questa commissione, tra l'altro firmata anche dal collega Stecco, a nome del Partito Democratico e dei 5 Stelle, e è arrivata la convocazione l'11 di marzo
luglio di quest'anno, quindi esattamente 8 mesi per discutere dei problemi della nostra sanità, che avevo posto il problema delle indagini diagnostiche, la pneumologia e tanti altri servizi che non funzionano come dovrebbero funzionare in una realtà come la nostra. Dopo 7 mesi, 8 mesi ci dicono che faranno una commissione. Ma c'è un altro tema, ho fatto anche una interrogazione sempre il 2 di maggio del 2024 al sindaco per dire: guarda sindaco, che la situazione del nostro ospedale va monitorata. Io non do la colpa al sindaco dei tagli che fa la regione Veneto, certamente il sindaco è amico di chi governa la regione, quindi un'attenzione particolare ai temi della sanità dovrebbe avere. Si tagliano i trasporti pubblici, si taglia sulla sanità, si taglia su una serie di servizi fondamentali per dare dignità alla nostra Chioggia. Ecco perché dico ai cittadini: occhio, teniamo alta la tensione, non lasciamoci prendere solamente da piccoli problemi che possono nascere, ma tentiamo di avere una visione globale. La commissione deve essere fatta rapidamente e dobbiamo affrontare nel dialogo col direttore generale come risolvere questi problemi. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora. Fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia. Allora, questa mattina siamo a Bolondolo, siamo qua con l'amico Matteo Cavallari, con il fratello Diego che lui non si vuole fare vedere e ci dispiace. Allora, veramente siamo proprio orgogliosi, lo dico proprio senza piaggeria, di essere qui e potervi intervistare. Grazie. Perché di questo progetto io mi ricordo che fra te e tuo fratello ne parlavate da 30 anni. Ah sì, dovevamo fare un progetto del genere su un'altra area, ma purtroppo ci era andata male. Sì, però l'impegno per fare sta cosa, poi voi siete impresari edili, Esatto. sappiamo che ci avete lavorato, vedere che due giovani, perché adesso per carità io sono da 3, voi siete un po' più giovani di me, ma ne parlavate già che eravate dei sbarbati, Esatto, sì, a vedere vero. due nostri concittadini che con l'impegno sono riusciti a mettere in piedi questa cosa. Sappiamo che avete già prenotazioni, ma adesso Abbiamo già un po' di prenotazioni, parlaci un po' di questo impianto in maniera tecnica. Che realizziamo i posti barca in acqua e anche per quanto riguarda il rimessaggio. Abbiamo visto il travel lift che Sì, veramente solo questo è un investimento enorme. È un investimento importante, sì, abbiamo un travel lift da 110 tonnellate che possiamo tirare su imbarcazioni fino a 30 metri. Ovviamente abbiamo il limite del ponte, quindi tutto quello che passa sotto il ponte riusciamo a tirarlo su. Però non c'è il limite delle chiuse. Non c'è il limite delle quindi chiuse. c'è già una, diciamo, un po' più libertà. Esatto. Questo è lo scivolo invece. Questo è lo scivolo di scalo per il muletto, dove andiamo a tirare su imbarcazioni fino a 10-12 metri a seconda dell'imbarcazione, se entro bordo o fuori bordo, e quello è il muletto. Che è una montagna solo quello. Sappiamo anche che l'investimento è fatto anche con attenzione alla sostenibilità, perché c'è tutto un impianto. Ovviamente sì, abbiamo un impianto di depurazione per le vasche di lavaggio, dove che l'acqua è a circuito chiuso e viene depurata al 100%, quindi non sversiamo niente per quanto riguarda l'ambiente in acqua. Quando iniziate a mettere giù i pontili per i posti barca? Dovremmo iniziare fra qualche mese. Ah, quindi ancora perdete qualche mese ancora? Sì, però dovremo essere operativi con i posti di barche in acqua verso la fine di maggio o anche prima. Speriamo, noi ve lo auguriamo, perché insomma come si comincia a lavorare, che dire, continuate a tenerci informati e verremo a trovare ancora, perché veramente è proprio un orgoglio vedere dei nostri, sarò ripetitivo, ma vedervi a illo tempo, perché parlavate di fare questa cosa con tutte le difficoltà. Solo per questa una curiosità: quanto tempo ci avete messo dal momento che avete detto decidiamo e fino a che siete riusciti insomma a partire con i lavori? Dall'inizio, quando abbiamo deciso di procedere per la documentazione per questo progetto, sì. Siamo partiti nel gennaio 2018. Ecco, pensate, chi ha la buona volontà, il rischio d'impresa
e che ci mette quello che ci mette, ci ha messo tutti questi anni per fare questa opera. Pensate, quando qualcuno pensa di fare un ponte, fare una cosa, crede che in pochi anni si possa fare. Pensate quanto tempo ci è voluto, quanto sacrificio, e noi siamo contenti, contiamo di venire presto qua a vedere questa darsena, mi raccomando. Ecco, però vi devo fare un appunto. Mi dica pure. Come è tutto questo rosso, tutto questo rosso? Non era meglio È per la visibilità Scherziamo, non abbiamo nulla contro il rosso, assolutamente, è una battuta, perché noi quando parlavamo ci conosciamo in Forza Italia, io ero consigliere di Forza Italia, poi ci venivate a trovare e allora io vi dicevo è rosso, no, è rosso no. Stiamo scherzando, non abbiamo niente contro gli amici della sinistra. Ciao! Dragster Italjet, motori ad alta prestazione 125, 200 e 300 cc, telaio fuori dagli schemi con un carattere unico, una guida emozionante, fari full LED, un Urban Superbike di cui ti innamorerai. Vieni a vederlo da SD Auto, Chioggia, Viale Stazione 36. Dunque, vorrei iniziare questo mio intervento chiedendo pubblicamente scusa. Mi spiego, ultimamente sapete, con l'età uno avanza, poi sono singolo da un bel pezzo, sapete quando uno è singolo diventa più cattivo, e chiedo scusa perché sapete che spesso do dell'incapace amministrativo al sindaco. Ecco, quindi vorrei precisare che non è che mi scuso col sindaco Ormelao, mi scuso con quelli che sono incapaci perché è un'offesa, perché un incapace poveretto che ha difficoltà sentirsi paragonato al sindaco di Chioggia è sicuramente un'offesa e mi scuso. E vi spiego anche in particolare perché oggi vengo con questo intervento. Questa mattina cominciano a chiamarci Calle San Giacomo bloccato, il traffico tra Chioggia e Sottomarina completamente bloccato, in tutto, cioè non solo i privati, le corriere bloccate, cioè un disastro totale. C'era il sindaco con l'altra, la Maria Rosa, al telefono, si telefonavano, no? Per dire la coppia più bella del mondo, e c'è disastro. Tutti quelli che passavano dicevano: ma domani è giovedì, non potevano farlo di giovedì, c'è Calle San Giacomo chiusa, la facevano di giovedì, non sono capaci neppure a fare questo. Cioè, vi rendetevi conto che questa amministrazione, in particolare il Mauro Ormelao, ci sta portando al disastro e lo vediamo tutti i giorni. Parleremo poi di altre cose della polizia locale, faremo un servizio dedicato a parte. Polizia locale, c'erano due ragazzi giovani messi là a cercare di dirigere il traffico. Per forza non troviamo altri, ci sono quelli che vengono assunti, dopo 2 giorni vanno via, trovano di meglio, per carità ci mancherebbe altro, ma non è che c'è. Chi volete che venga a fare l'agente di polizia municipale a Chioggia per prendersi la montagna di insulti in continuazione dalla gente grazie a quello che ha combinato sto sindaco? Cioè io veramente sono arrivate anche le giornate ecologiche, ne parleremo anche di questo delle giornate ecologiche, cioè veramente io credo veramente che stiamo, e purtroppo mi accorgo che c'è gente che ancora non capisce, perché dicono: ma siccome di centrodestra è meglio che di centrosinistra. Allora, io sono un elettore di centrodestra, tutta la mia vita ho sempre votato centrodestra, Forza Italia. Un paio di volte, l'ho detto pubblicamente, ho votato alcune persone di sinistra perché guardo la persona, non guardo i colori politici. Ma francamente, per avere un sindaco che si dice della Lega, poi anche lì sarebbe da parlare, che in realtà in giunta c'ha la Maria Rosa Boscolo e Roberto Rossi, che sapete bene di che gamba vanno zoppi, e questo qua parla anche che dice di centrodestra. Quindi chi continua a pensare che sto sindaco magari non è bravissimo ma comunque non è di sinistra, sbaglia completamente. Questi prima vanno a casa, meglio è per tutta la città, considerando che comunque i danni che stanno facendo ce li porteremo avanti per un decennio, forse, se basterà. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce e gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 €. Qualche giorno fa sul Corriere del Veneto hanno pubblicato la versione online un invito sempre a acquistare i giornali, comprarne qualcuno, non affidatevi solo a sciocchezze che girano
per WhatsApp, ogni riferimento alle fesserie dei Novax è puramente voluto, chiusa parentesi. Sul Corriere del Veneto c'è un articolo molto interessante, il titolo è "Sanità, a Padova mancano infermieri, in sala operatoria vanno gli OSS". Avevo dato una letta così veloce, sapendo tra l'altro saranno almeno 10 anni che ricordo che ogni tanto in maniera ricorrente viene fuori che anche gli OSS come categoria dovrebbero aumentare le loro funzioni, soprattutto nel fatto che gli infermieri mancano. Detto questo, ho girato il link dell'articolo a un'amica che è OSS, la quale ieri mi ha scritto: ma guarda, siccome nella vita non si sa mai, mi piacerebbe, se c'è un corso, poter partecipare, perché infatti nell'articolo c'era scritto che se questi OSS dovessero essere presi, devono fare un corso appunto per poter essere in grado di dare una mano in sala operatoria. E quindi io, cosa dico, ho chiamato qualcuno, diciamo, questa cosa viene da Padova, viene qui di Padova, ho chiamato qualcuno di Padova e mi ha raccontato che è tutta fuffa, cioè nel senso che il ragionamento è venuto fuori durante un dibattito, un convegno. Infatti nell'articolo scrive che l'azienda ospedaliera di Padova sta pensando di formare un gruppo di operatori sociosanitari OSS per trasformarli in strumentisti in sala operatoria, e mi dicono che non è vero nulla. All'interno di un ragionamento che è stato fatto non so quando, non so dove, sul fatto che mancano gli infermieri, ce n'è sempre di meno. Giorni fa c'è stato un altro intervento dell'assessore alla sanità regionale Lanzarin che diceva che in certe zone stanno andando con un infermiere medico, cioè in progressione, non è in questo momento, ma sembra che si stia arrivando a questo. A Chioggia, la regione Veneto ha aperto la scuola infermieri per 50 posti, se ne sono iscritti in 40 e non è detto che tutti i 40 arriveranno fino alla fine. Confidiamo di sì, ovviamente, ma magari non è così. Quindi il ragionamento non è quello di criticare se ci sono di cosa fare con gli OSS, ma di trovare una soluzione. Dopo di questo articolo si è scatenato un putiferio, e quindi associazioni, i sindacati, infatti anche nell'articolo stesso c'è scritto totalmente contrari, chi è che scrive qua? Totalmente contrari al progetto, se si procederà ricorreremo alle vie legali. Ecco, allora scusatemi, questo, allora, premesso, quindi non c'è nessun corso allo stato attuale, quindi nessun corso per OSS per diventare, diciamo, strumentisti in sala operatoria. Ma il problema c'è, il problema che mancano gli infermieri c'è, e stiamo andando sempre di più in questa situazione. Allora, tornando al mio intervento di ieri, in cui ho criticato i consiglieri di maggioranza che si sono svegliati perché ci spostano il reparto di senologia a Mestre, all'Angelo, come fanno anche a Venezia, città centro storico, lo spostano a Mestre, perché ci sono pochi interventi, e quindi anche per la sanità delle stesse donne che vanno a fare gli interventi è meglio che vanno dove se ne fanno tanti, che c'è più capacità, più esperienza. E poi comunque, come dicevamo ieri, non è che sparisce tutto, le visite le fanno qua, prima e dopo eventualmente l'intervento le fanno sempre nei rispettivi ospedali. Quindi a questi consiglieri, in particolare quelli di maggioranza, perché quelli di opposizione, capisco Montanariello è all'opposizione e fa il suo ruolo all'opposizione. Capisco l'Erica Baldin, consigliere regionale 5 Stelle all'opposizione, ogni tanto manda un comunicato, alcuni sono centrati, alcuni un po' meno, ma comunque fa bene a fare così, è il suo lavoro, l'opposizione deve fare questo. Ma chi è in maggioranza, come Davide Vianello e la Francesca Donà, che si mettono a parlare del reparto, se continua così non chiuderanno dei reparti, chiuderanno qualche ospedale perché mancano infermieri. Allora, invece di venire fuori tutti questi comunicati, ragionate insieme, vedete se insieme a livello regionale, a livello anche di Stato, si potrà trovare una soluzione che non è per niente facile, Quindi direi, e concludo, sempre in particolare i consiglieri di maggioranza di questo comune, che prima di criticare o di fare tante scene sull'ospedale,
Guardate cosa state combinando voi con la maggioranza qui a Chioggia, perché voi non mi sembra che state dando un esempio di buona gestione del comune di Chioggia, quindi non so come vi passa per la testa di poter criticare la gestione dell'Ast 3 Serenissima. Al Befed potete gustare il delizioso panino burger con galletto da 150 grammi, accompagnato da fresca rucola, gustosa e saporita cipolla, crispy e formaggio con salsa peppers smoke. Il tutto a soli 13 euro fino al 3 ottobre. Befed ti aspetta con prodotti di alta qualità e con altre fantastiche promozioni. Befed, al parco commerciale Clodì sulla strada statale Romea, località Brondolo di Chioggia.